progetto non può che crescere, non può che ampliarsi, non può che abbracciare tutto il nostro turismo, quindi mare, montagna, lago, mettere al centro la persona, la dignità della persona, l'autonomia della persona, per valorizzare anche le capacità di ognuno di noi che anche se diversi, insomma, sappiamo ci sono nascoste, a volte basta cercarle, basta indirizzarle. Giornata fantastica che ha concluso questo ciclo di iniziative per un turismo inclusivo. Questo è stato reso possibile dalla collaborazione delle amministrazioni comunali, dalle aziende sanitarie, dagli operatori turistici e soprattutto dal volontariato. Questa squadra deve operare non soltanto d'estate ma tutto l'anno per rendere le nostre città più inclusive rispetto ai diversamente abili. Il mio compito era di pulire la spiaggia, accompagnare le persone sotto il ombrellone e pulire gli ombrelloni. La mattina preparavo le colazioni per l'ospite breakfast sulla sala. Poi preparavo i cestini con marmellate, e fette biscottate. È stata un'esperienza stupenda perché ho conosciuto altri tipi di sport e ho conosciuto tante persone simpatiche e dolci. È la cosa più bella che mi è capitata quest'anno.